Buongiorno, buongiorno con Focus TG sempre in diretta da tutte le nostre province con i nostri inviati. Vediamo l'apertura del Gazzettino, il titolo di prima pagina che riguarda Turetta, il processo d'appello a novembre. Filippo Turetta cercherà di evitare l'ergastolo per l'uccisione di Giulia Cecchettin. Sarà proprio il 14 novembre prossimo questo processo d'appello. Condannato Turetta in primo grado, come ricorderete, all'ergastolo per l'uccisione di Giulia Cecchettin. L'udienza si terrà nell'aula bunker di Mestre davanti alla Corte d'Assise d'Appello presieduta dal giudice Michele Medici. La data dell'udienza è stata notificata ieri alla Procura Generale, all'avvocato Giovanni Caruso, difensore dell'imputato, e ai legali dei familiari della vittima, costituiti parte civile, che in primo grado avevano ottenuto il risarcimento dei danni. Adesso dovremmo poterci collegare con Rubano, dove la sindaca ha ricevuto pesantissime minacce, e la vedo insieme alla nostra inviata Valentina Visentina. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo proprio con Chiara Buson, sindaca di Rubano, dopo le minacce che ha ricevuto nelle scorse ore, minacce gravissime. La prossima visita che riceverai sarà armata, ti auguro di essere violentata, non solo lei ma anche la sua segretaria e anche la mamma, quindi insomma minacce che hanno lasciato un segno e che non possono essere taciute. Sindaca, ci racconta cosa è accaduto? Sì, buongiorno a tutti. Ieri mattina verso l'ora di pranzo questa persona si è presentata qui agli uffici della segreteria e si è rivolta immediatamente alla mia segretaria, e dopo uno scambio, io ero qui nel mio ufficio, ho sentito che le rivolgeva proprio le parole: ti auguro di essere violentata, così cambi atteggiamento. Rendendomi conto della gravità, ho deciso di avviare una registrazione nel mio smartphone, perché volevo tutelare prima me e poi comunque chiunque la stesse affrontando in quel momento. Ho deciso di uscire, so che la mia segretaria non voleva farmela avvicinare, ma io sono uscita e ho deciso di affrontarla. Ha detto appunto che mi augurava di essere violentata, e anche a mia mamma, e quando io le ho detto che stavo registrando e che quindi avrei portato la registrazione ai carabinieri, ha di fatto rincarato la dose dicendo: loro sanno che io sono qui e sappi che la prossima volta vengo armata. Ecco, fa male, è una minaccia gravissima, ma fa ancora più male perché insomma rivolgerla è stata una donna. Sì, purtroppo sì, e infatti è solo dopo, quando ho potuto riflettere, anche un po' scesa l'adrenalina, che ho deciso che era importante rendere pubblica questa cosa, lasciar passare il messaggio che sia la violenza su una donna, augurata da una donna come metodo educativo, è di una violenza e di una bassezza che vanno denunciate, e va detto che assolutamente non è così. 2 anni di mandato, essere primo cittadino non è facile, spesso insomma si ha a che fare con delle minacce, insomma non è, la solidarietà è stata tanta anche dai suoi colleghi. Sì, devo dire che questa è la parte bella della storia, sono stata veramente travolta da un mare di affetto anche proprio da tantissimi altri sindaci, amministratori e anche dalla regione, insomma, perché chi fa questo servizio sa che cosa vuol dire metterci la faccia, metterci la vita privata e pubblica, e quindi sa che cosa vuol dire, quanto grave è ricevere questo tipo di minaccia. Possiamo essere in disaccordo, ma è un limite che è stato travalicato, che non va travalicato mai. Insomma, questo è il messaggio: certe minacce non possono passare inosservate. Esatto, alle minacce, alla violenza e questo atteggiamento prepotente come metodo va estirpato, e a Rubano, e io mi auguro dappertutto, diciamo no. Ringraziamo la sindaca Chiara Buson per aver insomma condiviso con noi la storia, ricostruiamo quanto è accaduto e tutta la... Sì, Valentina, sì, direttore. Prima di diciamo, ricostruire un po' questa storia, però volevo sentire dalla voce della sindaca per quali ragioni le sono state rivolte queste minacce da una donna, di quali colpe si sarebbe resa responsabile la sindaca secondo questa persona. Ecco, sindaca, ci può dire
perché l'ha minacciata? Quali sono, insomma, di che cosa l'accusava questa donna? Sì, questa persona ha subito un tentato furto sabato verso le 23 presso la sua abitazione e di fatto si è rivolta a me ritenendomi responsabile del mancato arrivo dei carabinieri in tempo e della mancanza di illuminazione pubblica. Sappiamo, a Rubano le luci pubbliche sono spente dalle 2:30 alle 5 del mattino, quindi alle 23 le luci erano accese e io non ho responsabilità purtroppo sul tempo in cui arrivano i carabinieri, al netto che quello che ha raccontato sia vero. Io ho cercato appunto di essere accogliente perché sono assolutamente consapevole che un fatto così, anche solo un tentativo di furto, è una violenza molto forte, si rimane traumatizzati, si ha paura, magari avevano i figli in casa, quindi io questo lo capisco perfettamente, però augurare a me un male così grave e adducendomi delle responsabilità che non ho è troppo grave. Sì, quello che le è accaduto non giustifica la violenza delle sue parole e il tenore delle minacce. Sì. Esattamente. Ecco, allora adesso ricostiamo, dicevamo, anche tanta la solidarietà che è arrivata a Chiara Buson da tanti amministratori come Sergio Giordani, ma anche Giacomo Possamai e anche da consiglieri regionali. Il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Le parole che mi sono state rivolte sono gravi, mi è stato annunciato che avrei ricevuto una visita armata, mi è stato augurato di essere violentata. Lo stesso augurio è stato rivolto a mia madre e alla mia segretaria. Parole che non possono passare sotto traccia o essere dimenticate nel silenzio. Per questo motivo Chiara Buson, sindaca di Rubano, ha reso pubblico la minaccia subita, la seconda in appena 2 anni dall'inizio del suo mandato. La denuncia ai carabinieri e il lungo post sulla sua pagina social per raccontare quanto è accaduto. La voce di chi l'ha minacciata in municipio è stata registrata, continua Buson, che ha portato il file audio ai carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano. Non ho paura e mi difendo perché la verità è chiara, lo faccio per dire con forza no alla violenza, no ai soprusi, no a chi crede di poter comprare tutto con i soldi o imporsi con la forza, ha scritto Buson nel messaggio ai suoi concittadini. Tanta la solidarietà che le è arrivata pubblicamente da amministratori e politici locali, tra i primi Sergio Giordani, sindaco di Padova e presidente della provincia. Anche nella diversità di vedute la comunità e i cittadini devono sempre rispettare questo sforzo perché è democrazia, guai a travalicare il limite di linguaggio o comportamenti violenti, ha detto Giordani. Anche Stefano Tonazzo, primo cittadino di Limena, si schiera al fianco di Chiara Buson. No alla violenza, no ai soprusi, no a chi crede che una giovane donna al servizio della comunità di Rubano possa essere oggetto di un atto ripugnante e inqualificabile, scrive Tonazzo, augurandosi che il responsabile paghi per le sue azioni. Solidarietà a Chiara Buson anche dalla consigliera regionale Elena Ostanele e dal Centro Veneto Progetti Donna di Padova. Servizio di Valentina Visentin, l'operatore Federico Cibotto, una storia davvero impressionante, quella di un 21enne di origine ucraina che è arrivato a Tribano da piccolo ed è morto sotto i bombardamenti a Kiev, dove era ritornato un mese fa per combattere contro i russi. La prima conferma è arrivata da un messaggio WhatsApp a rispondere alla domanda "stai bene?" al posto di Artyom, un altro soldato che annuncia la morte del 21enne di Tribano. Artyom Naliato era tornato nel suo paese d'origine, l'Ucraina, ad inizio giugno per combattere l'esercito russo. Stava completando l'addestramento e proprio in un campo di addestramento di Kiev è morto sotto un bombardamento russo. Artyom Naliato, 21 anni, era cresciuto a Tribano, era stato adottato all'età di 9 anni. Da qualche anno si era trasferito a Conselve a casa di un'amica, faceva l'operaio per una ditta del Vicentino, ma da quando era scoppiata la guerra nel suo paese natale dentro di sé aveva sempre sentito il desiderio di ritornare e così un mese fa era partito come volontario. La seconda conferma della morte di Artyom Naliato arriva anche dal sindaco di Tribano Massimo Cavazzana. Ci stringiamo con affetto e dolore attorno alla famiglia che lo ha accolto e cresciuto con amore, ha scritto Cavazzana su Facebook. Oggi Tribano perde un suo figlio, il vuoto che lascia è profondo ma lo ricorderemo per il coraggio delle sue scelte. La morte del giovane risalirebbe a lunedì scorso, quando il centro di addestramento di Kiev dove si trovava è stato bombardato dai russi. Una finta bomba a mano attaccata alla cassetta della posta dell'Ampi di Treviso. Sta indagando la Digos e arriva intanto la condanna unanime di tutte le forze politiche.
Via Isonzo a Treviso, fra le cassette postali del condominio, appesa alla sede dell'ANPI una bomba a mano di plastica. Finta sì, ma la minaccia a quanto pare no. Allertate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del gesto. Non abbiamo paura, commentano dall'ANPI, ma spiega Giuliano Varnier, questi sono sempre gesti da non sottovalutare. Una situazione che avviene in un quadro generale che è un quadro preoccupante. Certo, a noi non ci fanno paura, ma chiamiamo a raccolta tutte le forze democratiche, non tanto per difendere l'ANPI in questo caso, ma perché occorre reagire complessivamente. Immediata la condanna trasversale. Io trovo che sia un clima intimidatorio molto pericoloso. A me non piacciono questi estremismi, anche molto di destra, che si stanno facendo molto avanti in questi ultimi mesi anche nella città di Treviso. È un gesto che condanniamo con fermezza. Sono sicuro che le forze dell'ordine faranno il loro e spero, ecco, che vengano beccati i responsabili al più presto. Desidero esprimere la mia piena solidarietà all'ANPI di Treviso per il gesto intimidatorio, spiega il sindaco di Treviso Mario Conte. Il ritrovamento di un finto ordigno con la forma di una bomba a mano è un fatto che, pur nella sua apparente innocuità, non può passare inosservato. L'auspicio è che si tratti solo della bravata di qualche perditempo, un atto insensato e irresponsabile, ma anche in quel caso rimane un gesto da condannare con fermezza, senza se e senza ma, che la nostra comunità condanna e vede distante, anzi distantissimo dai suoi valori. Un atto da non sottovalutare, proprio perché anche se sono dei ragazzi non la credo una ragazzata, non è la cosa improvvisata, passi davanti alla sede di un partito o di un'associazione, gli scrivi una porcheria, un insulto e te ne vai, non era il pennarello, questa qui bisogna averla comperata e portata poi lì e quindi averci pensato. Questi episodi, se non vengono combattuti con decisione, possono poi portare a fatti più gravi, spiega l'ANPI. Nei giorni scorsi è stata devastata a Roma la lapide che ricorda il luogo dove fu rapito e poi assassinato Giacomo Matteotti, e non possiamo dimenticare l'assalto squadrista alla sede nazionale della CGIL. Gli episodi, continua il comunicato, sono tanti e spesso rimangono impuniti. Servizio di Daniela Sizia, oggi in regia Italo Morao e Edoardo Paris. Vediamo i titoli del giornale di Vicenza: calci e pugni per rapinarla e caccia all'aggressore, è successo in viale San Lazzaro. E poi un lupo vicino alle case sui Colli di Valdagno, faccia a faccia con un residente. Il business dei tartufi sui Colli Iberici, e Arsiero non risponde da giorni, trovato morto vicino a casa. Un altro dramma della solitudine a quanto sembra. Vediamo le indagini e andiamo nella Bassanese per identificare il cadavere trovato nei boschi dell'altopiano, anzi siamo sull'altopiano di Asiago. Solo l'autopsia scioglierà i dubbi sul macabro ritrovamento avvenuto sabato in una zona boschiva sul Monte Corno, al confine tra i comuni di Asiago e Lusiana Conco. Il corpo senza vita di un uomo intorno ai 60 anni giaceva in mezzo alla vegetazione. Sul fatto indagano i carabinieri, che mantengono uno stretto riserbo. Non si esclude che possa trattarsi dell'uomo che alcuni giorni prima si era reso protagonista di una violenta aggressione a Caltrano. Dopo un tamponamento avvenuto in via Montecengio, l'uomo avrebbe negato responsabilità, rifiutando di fare la constatazione amichevole. Quando l'altro automobilista ha dichiarato di voler chiamare le forze dell'ordine, il sessantenne avrebbe reagito prima brandendo un'ascia che aveva con sé, colpendo il giovane e poi tentando di investire lui e la madre cinquantenne che era in sua compagnia. Entrambi poi sono stati ricoverati per le lesioni riportate a Sant'Orso, mentre il sessantenne è stato indagato per lesioni aggravate. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza di proprietà privata presenti nella borgata per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Servizio di Mirko Cavallin della nostra redazione di Bassano del Grappa. Adesso andiamo in diretta da Cristian Arboit e per la parte tecnica da Francesco Ceronna a San Polo di Piave, dove dei vandali hanno dato alle fiamme una chiesetta. I cittadini sono intervenuti. A te, Cristian.
Esatto, proprio così, direttore, un atto di vandalismo che poteva avere conseguenze ben peggiori. Mi trovo in località San Giorgio di San Polo di Piave, qui con me c'è Alessandro Bernardi che è titolare di quell'osteria, l'osteria Bona Maria. Da lì ieri sera verso le 7 è partito l'allarme per del fumo che si stava alzando dalla chiesetta che vedete alle nostre spalle. La chiesetta di San Giorgio è una delle chiese più antiche della Marca trevigiana, con pitture che fra poco vedrete antichissime. Alessandro Bernardi, ieri sera lei dov'era? Che cosa è successo? Io mi trovavo all'interno della mia osteria quando ho sentito i ragazzi che erano fuori, gli avventori, dar l'allarme appunto per il fumo che stava uscendo dalla chiesetta. Subito, tempestivamente, si sono recati verso la chiesetta e hanno visto, constatato appunto un tavolino che prendeva fuoco e si sono adoperati poi per spegnere l'incendio. Sono tornati in osteria, estintore e secchi d'acqua. Lei ha fornito i secchi d'acqua, ha fornito tutto il minimo che potessi fare. Per fortuna è andato tutto bene e l'incendio è stato domato per tempo, insomma. Grazie davvero Alessandro Bernardi. E noi entriamo in questa chiesetta con i volontari del gruppo per San Giorgio. Qui con me c'è anche il signor Graziano, ci ha raggiunto il sindaco Nicola Fantuzzi. Ecco, possiamo dire nella ricostruzione di questo pomeriggio che si aggirava appunto un uomo ieri, un uomo che sembrava in stato alterato, però appunto le indagini sono in corso. In queste ore il parroco ha formalizzato la denuncia presso i carabinieri e quindi si dovrà ricostruire quello che è successo nella giornata appunto di ieri. Questo è il tavolino che si trovava all'interno della chiesetta. Su questo tavolino c'erano i ceri che poi sono dedicati alla Madonna e dei diciamo così del materiale cartaceo, dei libri. Noi entriamo in questa chiesa che così potete toccare con mano il danno che si è evitato. Qui, ecco, in questo posto c'era il tavolino che avete appena visto, e qui una mano ignota ha con ogni probabilità acceso tutti i ceri contemporaneamente e poi si è sviluppato questo rogo. Sindaco, insomma, è andata bene, però poteva andare molto peggio. Sì, poteva andare molto peggio, difatti il punto dove è posizionato il tavolino, molto vicino anche ai banchi, poteva davvero innescare un incendio di portata sicuramente superiore e andare a rovinare questo piccolo scrigno di bellezza che abbiamo qui nella nostra comunità. La dinamica ancora non è certa, non possiamo dire appunto se l'episodio è legato a questa persona che si aggirava, se può essere legato a dei ragazzi che hanno fatto una bravata oppure una svista, quindi un cero lasciato acceso che poi ha creato questa dinamica che si è innescata. Questo sarà il vaglio appunto dei carabinieri. Come hai detto giustamente, il parroco ha esposto denuncia contro ignoti per l'evento successo. Sicuramente la prontezza degli avventori della locanda ha fatto sì che questo danno fosse contenuto e non si propagasse in maniera più tragica. Ecco, signor Graziano, lei è uno dei custodi di questa chiesa, uno degli animatori del gruppo per San Giorgio. Ieri sera cosa è successo? Lei è stato avvisato, si è precipitato immediatamente qui sul posto, che cosa ha visto? Sì, sono stato avvisato di quello che era successo, naturalmente ho lasciato tutto e sono venuto qua. E qui abbiamo trovato quello che poi avete visto anche voi fuori. Naturalmente la chiesa all'interno era piena di fumo, ma piena veramente, perché non si vedeva neanche l'abside, quindi potete immaginare, perché quindi il fuoco delle candele assieme alla plastica naturalmente ha fatto sì che ci fosse una montagna di fumo, insomma. Quindi, posso chiederle se può raggiungermi qui, che così? Diciamo che la paura è stata subito quella per il discorso degli affreschi a cui noi teniamo molto, insomma sono affreschi importanti, affreschi di Giovanni di Francia. Qui abbiamo un'ultima cena e un giro d'affreschi del 1466 e quindi diciamo che si pensa subito al peggio. Ecco, ieri sera avete temuto proprio il peggio, anche perché poi voi siete dei volontari, vi date da fare, tenete questa chiesetta aperta, ora bisognerà dotarsi di telecamere o comunque prendere delle contromisure. Sicuramente faremo in modo di poterci dotare di telecamere per
per avere, diciamo, un po' di sicurezza in più. È chiaro che l'atto di vandalismo, telecamera o non telecamera, se viene fatto sei impotente, insomma, quindi... Perché appunto l'esito poi è imprevedibile. Sindaco, le chiedo sempre di raggiungermi, qui si sente di lanciare un appello a questo vandalo, perché con ogni probabilità è stato un vandalo o comunque più vandali, che cosa si sente di dire? Beh, sicuramente sarebbe opportuno che chi ha fatto questo gesto possa rendersi conto, magari appunto a bocce ferme il giorno dopo, di una tragedia sfiorata, appunto è andata bene, e che in una presa di coscienza faccia un passo lui in avanti e dica sì, un errore, una svista, una considerazione errata, comunque che si manifesti e che dia sostanzialmente anche un po' un nome, un volto a quello che è successo ieri sera. Prima che ci arrivino i carabinieri. Esatto, prima che arrivino le indagini, poi sicuramente potrebbe essere una questione e quindi anche delle segnalazioni a lui più pesanti. Ecco. Quindi spero che questo appello venga accolto e che possa davvero fare un passo di responsabilità nei confronti della comunità, ma anche delle persone che tutti i giorni lavorano e si adoperano per tenere aperta questa chiesa. Grazie Sindaco Fantuzzi, grazie ai volontari del gruppo per San Giorgio da questa chiesa antichissima, una delle più antiche della Marca trevigiana, lo ripeto. È tutto, direttore con Francesco Ceronna, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie anche ovviamente anche al Sindaco di San Polo, e restiamo a San Polo, che c'è stato un fatto di cronaca grave. Un 27enne ha rubato un'auto, è scappato e si è schiantato contro il muretto di un'abitazione, poi ha aggredito e rapinato una donna che era intervenuta sul luogo dell'incidente. Una notte di follia, quella vissuta sabato scorso a San Paolo di Piave. Tutto inizia intorno a mezzanotte, quando un 27enne marocchino senza fissa dimora e con precedenti ruba l'auto dal cortile dell'abitazione di una donna in via Roma. Con dei vasi di fiori ha rotto i vetri dei finestrini, è entrato in macchina. È partito, l'ha rubata, fine. Nel cortile ancora i vetri e la terra del vaso di fiori usato per sfondare i finestrini ed entrare nella micra prima di allontanarsi. Una fuga iniziata in via Roma e terminata dopo pochi chilometri in via Callarghe, dove a causa della velocità elevata e delle sue condizioni psicofisiche il 27enne ha perso il controllo della vettura, abbattendo prima un palo della luce e sfondando poi il muro di recinzione di un'abitazione. Ho sentito una macchina che arrivava velocemente perché aveva le finestre aperte. E poi ho sentito un gran colpo e proprio una roba micidiale, proprio un fracasso. Allora mi sono vestita e sono uscita perché mi sono spaventata. Da quel che ho capito, sapete, cioè una macchina ha superato un'altra, lui deve aver perso il controllo della situazione, deve essere praticamente planato. E lui ha detto che come lui è sceso dalla macchina ha visto questa persona che scendeva e che scappava. A bordo strada rimane la Nissan, ridotta ad un cumulo di lamiere, come conferma la sua proprietaria, avvertita nel cuore della notte di quanto accaduto. I fari non esistono più, il cofano, non c'è più niente. Dopo lo schianto l'uomo scappa nei campi per poi tornare pochi minuti più tardi nuovamente in via Callarghe, dove nel frattempo si sono radunati diversi residenti, tra loro anche una 56enne che sta segnalando alle vetture che transitano di rallentare visto l'incidente poco distante. All'improvviso di fronte a lei compare il nordafricano che l'aggredisce strappandole dalle mani il cellulare. La scena viene vista da un automobilista che riesce a recuperare lo smartphone e a restituirlo alla donna, che spaventata si rifugia nel suo giardino, ma qui viene nuovamente inseguita e raggiunta dal 27enne che la spinge violentemente a terra portandole via il telefonino. La vittima riporta alcune lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Nel frattempo il marito della 56enne sale in auto e tenta di raggiungere il rapinatore, che gli si presenta davanti impugnando un bastone che scaglia contro la vettura mandando in frantumi un finestrino. Marito e moglie, ora sotto shock, non se la sentono di parlare, raccontano solo di un'esperienza molto brutta. Non si può più andare avanti così, dicono. I carabinieri intervenuti sul posto hanno immediatamente dato avvio alle indagini per risalire al responsabile. Grazie agli elementi raccolti e alle immagini della videosorveglianza sono riusciti a identificare il cittadino marocchino, che è stato denunciato in stato di libertà per rapina, ricettazione e lesioni personali.
Servizio di Francesca Bozza, tanti episodi purtroppo di cronaca nera, molto spesso accompagnati da proteste di cittadini che dicono mancano le luci e quindi i malfattori sono agevolati dal buio. E di luci parliamo perché a Belluno dovrebbe partire il piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica. Andiamo da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi per la parte tecnica. A te, Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Hai detto bene, perché in questi 3 anni di buio notturno, 3 ore dura tutt'oggi lo spegnimento dell'illuminazione pubblica in città. I cittadini si sono preoccupati intanto per la loro incolumità personale e poi anche pensando che questo buio potesse in qualche modo agevolare la criminalità. Così però non è stato, perché i dati in effetti parlano chiaro, salvo qualche raro colpo, lo ricordiamo, negli ultimi mesi nei negozi di rivendita di biciclette, ma probabilmente quello è un altro filone di indagine. Quello che invece è stato presentato questa mattina a Belluno è un progetto certamente innovativo, riguarda la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, che è indispensabile. Il Comune ci ha lavorato sin dal momento dell'insediamento 2022 ed eravamo anche in fase di costi energetici molto elevati, e così è iniziata un'interlocuzione con le aziende. È vero, Sindaco, tramite Paolo Gamba, assessore a bilancio e vice sindaco, avete iniziato a cercare di sondare il terreno per capire in che modo si poteva risparmiare. Sì, sicuramente la decisione di lasciare la città 3 ore di notte al buio non è stata una decisione facile, ma è una decisione stata doverosa, perché in quel momento il costo del kilowatt da 0,16 che era nel 21 è schizzato a 0,70, quindi in qualche modo bisognava mantenere i servizi ai cittadini. Però non siamo fermati lì, abbiamo continuato a lavorare e trovare soluzioni. Oggi, grazie all'intesa del Comune di Belluno e Edison Next, abbiamo proposto questo progetto che andrà a riqualificare l'intera rete dell'illuminazione pubblica, e i lavori inizieranno già i primi di settembre per 6 mesi. Quindi a breve i cittadini, che ringrazio per la pazienza che hanno avuto, assolutamente torneremo a avere una città splendente, e per avere questo avremo anche una diminuzione dei kilowatt del 75%, quindi vuol dire avere anche una sensibilità verso l'emissione di CO2 nell'ambiente, ma anche un risparmio nelle casse del Comune, che potranno sicuramente mettere a disposizione per ulteriori servizi. Con questa minore impiego di kilowatt è anche una garanzia in più, perché qualora il mercato del kilowatt, quindi del costo del kilowatt, salisse o scendesse, abbiamo meno percentuale da eventualmente implementare quello che è la rata, che durerà per 9 anni, e l'investimento totale conta più di 3 milioni di euro. Quindi credo sia un bellissimo progetto che spero apprezziamo tutti quanti, perché la città diventerà assolutamente splendente. Grazie Sindaco. Domenico Cervelli, responsabile area di Edison Next nella piattaforma di Consip. In questo modo è stato possibile intercettare la vostra competenza, la vostra capacità, che metterete da subito in mostra a partire dall'approvazione del progetto esecutivo. Riguarderà sia il rinnovo di oltre 5.000 punti luce, quindi con la sostituzione con luci a LED, sia anche l'illuminazione dei palazzi e dei luoghi storici di Belluno. Sì, il contratto prevede appunto sia la parte di interventi di riqualificazione energetica e di efficientamento, così come anche la manutenzione degli impianti. Quindi a partire dal 1° settembre noi saremo presenti sul territorio del Comune di Belluno, proprio per dare la garanzia al territorio dell'illuminazione, del funzionamento di tutto l'impianto di pubblica illuminazione. Grazie al dottor Domenico Cervelli, grazie anche al sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin. E insomma potremmo salutarci dicendo è luce fu, e sarà sicuramente, perché bisogna tenere anche presente una cosa: questo progetto dovrà essere compiuto entro 6 mesi tassativamente, perché altrimenti ci sono sanzioni, è vero? Sì, saremo soggetti a penali se non riusciremo ad ottenere risultati entro i tempi previsti dal contratto. Quindi
non ci saranno scuse. Direttore, è tutto da Belluno Palazzo Fulcis, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Tiziana Bolognani, a Stefano Bozzi e ai loro ospiti. E adesso andiamo in diretta a Marghera da Anna Maria Parisi, perché non ci sono luci che tengono quando le bande che assaltano anche i distributori di carburante si scatenano. A te la linea, Anna. Sì, buongiorno direttore. Ha messo la parola fine alla serie di furti e scorribande con vetri rotti e gestori proprietari dei distributori di carburante nel panico tra Mestre e Marghera dopo mesi di scorribande. Proprio una delle videocamere del nuovo sistema di videosorveglianza posizionato dal gestore della metanauto di via Bottenigo a Marghera, che ha visto il furto in diretta sul cellulare grazie alle telecamere di videosorveglianza, è corso sul posto, ha avvisato la polizia e da lì è scattata la trappola. Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei malviventi, il cosiddetto Paolo, a bordo di un'auto scura dove sono stati trovati anche i documenti dell'altro complice in fuga e ora nei confronti del quale la polizia è già sulle sue tracce. Una decina i colpi messi a segno negli ultimi mesi, tra l'altro si tratterebbe di una banda già nota alle forze dell'ordine, con il fuggitivo già fermato una ventina di giorni fa dalla polizia e poi rilasciato per mancanza di indizi che ora invece lo incastrano nel momento in cui le telecamere di metanauto di via Bottenigo a Marghera lo riprendono mentre sta rovistando tra la cassa. E da Marghera è tutto, con le immagini di Sandro Ponchio ti restituisco la linea, direttore. Grazie Anna Maria Parisi. A Sandro Ponchio, il nostro operatore. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. Sono state depositate a Udine dal giudice Roberta Paviotti le motivazioni della sentenza di condanna di Samuele Battistella, accusato dell'omicidio dell'imprenditore Shinpei Tominaga. Una catena di eventi per futili motivi finita in tragedia. Dall'aggressione ai 2 ucraini in via Sarpi al pugno mortale di Samuele Battistella a Tominaga nel buonissimo kebab. Il giudice Roberta Sara Paviotti ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna di Samuele Battistella a 12 anni per l'omicidio preterintenzionale di Shinpei Tominaga e lesioni aggravate, e a 2 anni per Abdallah Joma e Daniele Vedam solo per il reato di lesioni aggravate nei confronti di Alexander Petrov e Giuseppe Venturini. Nelle 28 pagine della motivazione il GUP ricostruisce tutta la vicenda, iniziata con il pestaggio dell'ucraino Alexander Petrov, che si imbatte casualmente in Vedam e Battistella in via Sarpi, chiede se sapessero dove fosse uno sportello postamat, aggiungendo: siete terzi a cui chiediamo e non riusciamo a trovarlo. Riceve come risposta una risata, si rivolge a uno dei due con: cosa hai da ridere? Vedam e Battistella minacciano: ora vedi cosa c'è da ridere, e invitano Joma a scendere in strada dal bed and breakfast Sarpi 21 per fargliela vedere. Petrov viene pestato con ripetuti calci, pugni e a colpi di sedia. Vedam nel frattempo si è armato di un coltello da cucina prelevato nell'alloggio e con quello minaccia l'altro ucraino Ivan Boklak di non mettersi in mezzo. Sono le 3:20 circa del mattino. 12 minuti dopo la seconda parte che conduce al tragico epilogo si svolge in via delle Pelliccerie, nel buonissimo kebab, dove Petrov cerca riparo dai 3 ragazzi veneti. Dentro il locale l'ucraino mostra a Joma le conseguenze del pestaggio ricevuto. C'è uno scambio di battute. Tominaga è appoggiato al bancone, dice sta chiamando, riferendosi al dipendente del locale che sta afferrando il telefono per chiamare le forze dell'ordine. Interviene Vedam per rassicurare che non c'è necessità di chiamare nessuno. Gli dice andiamo via. Tominaga a quel punto dice al dipendente chiama subito. Vedam replica: ma chiama cosa? Cinese di M, magna mostri. Tominaga dice scappa, rivolto a Vedam, mentre varca la soglia del buonissimo kebab. A quel punto Battistella avanza verso il giapponese e dicendogli scappa da Tomari, gli sferra il pugno al viso che lo farà cadere, provocando la morte per il grave trauma cranico conseguente alla caduta. Per la morte di Tominaga i 3 giovani erano accusati tutti di omicidio preterintenzionale in concorso, materiale Battistella e morale gli altri 2. Il giudice ha riconosciuto come pacifica la responsabilità di Battistella, ma ha escluso il concorso morale di Vedam e Joma, che
che se la sono cavata con la sola condanna per le lesioni a Petrov e Venturini, l'amico di Scimpè Tominaga che era stato a sua volta aggredito nel locale etnico. L'avvocato difensore di Samuele Battistella, Stefano Rigo, ha annunciato che presenterà ricorso in appello. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine. È arrivata ieri sul versante della giustizia una buona notizia per il Tribunale della Pedemontana, perché c'è stato il via libera del governo. Sentiamo. Una giornata decisamente importante per Bassano, anche una giornata, possiamo proprio dirlo, di festa. Siamo con il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di riordino della geografia giudiziaria in Italia e finalmente messo nero su bianco la riapertura del nuovo Tribunale della Pedemontana, o meglio la riapertura del Tribunale, ricordiamoci, chiuso nel 2012. È davvero un primo passo importante, adesso manca solo il passaggio in Parlamento. Sindaco, una giornata di festa sul serio? Sì, è una giornata di festa non solamente per Bassano ma per tutta l'area della Pedemontana e possiamo dire anche per il Veneto, perché dopo 13 anni di promesse finalmente abbiamo un governo che si è preso a carico proprio il tema del Tribunale della Pedemontana. Devo ringraziare il sottosegretario Stellari che fin dal primo giorno della legislatura ha portato avanti questo tema e ieri nero su bianco il governo ha approvato il disegno di legge che prevede l'istituzione del Tribunale della Pedemontana. Ovviamente non è ancora chiuso l'iter perché adesso la palla passa al Parlamento, però solitamente quando il governo detta la linea poi i gruppi parlamentari portano avanti quelle che sono le richieste del governo e quindi mi auguro entro breve insomma di vedere l'apertura di questo importante presidio di giustizia, che ricordiamolo non è un presidio che serve solamente agli ordini professionali ma serve a tutto il territorio, all'economia del nostro Veneto, perché ricordiamoci che siamo nel cuore del Veneto ma soprattutto in una delle zone più produttive. Mi auguro anche che nei prossimi mesi insomma non ci siano divisioni, tipo le divisioni che abbiamo visto negli ultimi mesi anche a livello provinciale, perché le divisioni non fanno mai l'interesse di nessuno, ma spero di vedere un Veneto compatto, un territorio unito e soprattutto che chi oggi ci rappresenta a Roma insomma velocizzi l'iter per arrivare quanto prima a questo importante risultato. Ecco, ricordiamolo, il bacino che serve, si parla di quasi 500.000 solo di abitanti residenti, poi lo ricordava lei sindaco, siamo davvero in un tessuto produttivo dove ahimè purtroppo con la giustizia ci si trova a doversi confrontare e il fatto di avere un tribunale a Bassano riduce davvero i tempi. Ma certamente, penso che anche il merito di questo risultato vada a chi nel corso di questi 13 anni, sia la parte pubblica ma anche gli ordini professionali, le categorie economiche non hanno mai mollato su questa battaglia, non perché volevamo mettere una bandierina su Bassano del Grappa e sull'area della Pedemontana, ma perché siamo consapevoli che oggi un presidio di giustizia su questo territorio vuol dire anche riuscire ad attirare nuovi capitali, nuovi investimenti sul nostro territorio. Un territorio che guarda a 3 province, 500.000 di abitanti, uno dei tessuti economici più anche studiati a livello europeo, quindi penso che il messaggio è arrivato a Roma e chi oggi ci rappresenta insomma ha dato una risposta importante a questo territorio. Ecco, una battaglia tra l'altro insomma in cui anche la nostra emittente è stata a fianco dei cittadini e delle istituzioni che la portavano avanti. Tra l'altro lo stabile di fatto è pronto. Sì, lo stabile è pronto, l'abbiamo testato anche nei mesi scorsi con il trasferimento della scuola Pascoli, quindi oggi lo stabile l'abbiamo in fase di trasloco perché i ragazzi si trasferiranno all'interno degli Scalabrini. Ci sono altri plessi di proprietà del comune che saranno messi a disposizione per la cittadella della giustizia, quindi diciamo è tutto pronto, basta solo il via libera da parte del Parlamento. Ecco, un sogno, la data possibile della riapertura quale potrebbe essere, il sindaco? Guardi, per scaramanzia non dico nulla, mi auguro di vedere quanto prima, almeno entro la fine, mi assicuro, cioè voglio che entro la fine di questa legislatura il Tribunale venga riaperto, che oltretutto rappresenta anche una boccata di ossigeno per il centro storico stesso, perché sappiamo benissimo l'indotto che porta un tribunale all'interno di una città. Quindi diciamo che una volta tanto Roma ascolta anche i territori, ma soprattutto ascolta il Veneto. Bene, così il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, al microfono di Chiara Gaiani. Andiamo adesso a Vicenza perché i cantieri TAV risparmieranno il bosco Lanerossi, è un annuncio che è stato dato dal primo cittadino Giacomo Possamai.
La grande notizia è che abbiamo avuto conferma da IRICAV e da RFI della possibilità di salvare il bosco Lanerossi. Bosco Lanerossi, il baluardo dei no-TAV salvato dalle ruspe. Lo annuncia Giacomo Possamai. Il sindaco di centrosinistra si trova ad affrontare una delle estati più calde degli ultimi anni dal punto di vista dell'amministrazione. Sì, perché in città, a Vicenza, sono approdati i cantieri dell'alta velocità, avversati dagli attivisti dei centri sociali che hanno fatto del bosco Lanerossi il simbolo della loro opposizione alla TAV. Qui era prevista un'area di cantiere che avrebbe portato all'abbattimento di questo bosco grazie all'intervento, alla sollecitazione nei mesi di attivisti del quartiere, i cittadini che hanno segnalato che quest'area privata, che sarebbe diventata l'area di cantiere, aveva al suo interno alberi monumentali, un bosco molto importante. Siamo riusciti a discutere con IRICAV ed RFI della possibilità di spostare questo cantiere. L'idea è quella di consegnare questo bosco alla città e di fare in modo che diventi un bosco pubblico, anche con la partecipazione e la gestione da parte del quartiere, per mantenere questo polmone veramente importante per la città. Insomma, una zona privata che diventerà pubblica e che potrà essere utilizzata dai cittadini. L'area di cantiere invece verrà spostata. IRICAV e RFI stanno individuando dove spostare l'area di cantiere. Non sarà fatto in un'area verde, in un'area con consumo di suolo, verrà recuperata all'interno di altre aree di proprietà di IRICAV e di RFI, quindi anche questa è una notizia veramente importante. Per quanto riguarda invece la costruzione del cavalcaferrovia di Via Maganza, prevista tra qualche anno, la partita è ancora aperta. Capiremo con IRICAV e con RFI tutta la parte di verde che sarà possibile salvare anche in quel luogo e tutta invece la parte che dovremo andare a ripiantumare. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della nostra redazione di Vicenza. La politica continua il risico del candidato del centrodestra, seconda fumata nera al secondo vertice dei leader del centrodestra, si continuano a fare i nomi, risulta ormai evidente che lo scoglio è quello, pare essere quello di una lista Zaia temuta soprattutto da Fratelli d'Italia e da Forza Italia. Ieri sera ne abbiamo parlato ovviamente a Focus, tra gli ospiti Elisa Venturini, consigliere regionale di Forza Italia. Sentiamo un suo intervento. Il progetto anche del nostro partito, dopodiché ognuno ha il proprio stile e per quanto mi riguarda io in regione sono da 5 anni, sono stata eletta all'interno di una maggioranza e ritengo che sia opportuno fino alla fine mantenere anche da un punto di vista personale dei rapporti che poi non vadano a pregiudicare anche in futuro quelle che sono possibili alleanze o attività che vengono svolte insieme. Ritengo che il Presidente Zaia sia un buon Presidente, sia stato un buon Presidente. Potevano essere fatte delle scelte diverse e questa cosa gliel'ho detta allo stesso Presidente Zaia. Ad esempio il fatto che a Forza Italia non è stato riconosciuto un ruolo all'interno della Giunta non ha permesso comunque al nostro partito di esprimere il potenziale che ha. Il fatto di non aver avuto anche dei presidenti di commissione, anche questo sicuramente ha influito. Siamo stati comunque leali in questi 5 anni, perché per quanto mi riguarda io e il mio collega Alberto Bozza, perché insieme si andava a costituire appunto il gruppo di Forza Italia all'interno del Consiglio regionale, abbiamo sempre cercato appunto di condividere con la maggioranza, sapendo che non avevamo grande possibilità di incidere, però ci siamo sempre comportati con lealtà. Ora ci possono essere i presupposti per permettere a Forza Italia di appunto esprimere quella posizione, quel potenziale, quelle possibilità che ha in termini di capacità amministrativa, perché comunque noi riteniamo come partito moderato, liberale, per la storia che noi abbiamo, per gli amministratori che fanno parte di questo partito, per le persone che aderiscono, possiamo rappresentare una valida soluzione di governo per la Regione del Veneto. Ieri sera Elisa Venturini a Focus, ovviamente vedremo quali sviluppi ci saranno
nei prossimi giorni. Sembra addirittura, c'è chi parla addirittura di una scelta del candidato del centrodestra a settembre, e intanto però il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo è già in campagna elettorale. È un polverone politico a Rovigo dopo l'uccisione di un giovane 23enne tunisino in una rissa tra bande rivali. La sindaca Valeria Cittadin aveva detto a Christian Arboit: adesso coloro che sono contro gli invasori, che dicono di essere contro gli invasori, si mettano a cantare Bella Ciao. Avviene una tragedia in una città, il sindaco, anziché stringersi nel dolore e chiedere più aiuto da parte delle forze dell'ordine, capire dove è il problema, dice: chiamate quelli che cantano Bella Ciao. Se questa non è, chiamiamola arrampicata sugli specchi, per non dire parole che non ci appartengono. Non si è fatta attendere la replica della sinistra alle dichiarazioni della sindaca di Rovigo, che commentando un mese ad alta tensione nel suo comune con 4 risse, di cui una letale e uno stupro in stazione con protagonisti quasi sempre stranieri, aveva parlato di invasori, citando Bella Ciao. Vorrei ricordare alla sindaca di Rovigo che, strumentalizzando politicamente, collega una morte a Bella Ciao, che non è compito di chi canta Bella Ciao, delle ANPI, piuttosto che di associazioni di sinistra, la prevenzione e il controllo dei nostri centri. È compito di un ministero, di un ministro e di un governo che politicamente è vicino alla sindaca di Rovigo, quindi dovrebbe rivolgersi al suo governo per chiedere più sicurezza, non a chi canta Bella Ciao sui palchi. Cittadin, nel parlare di sicurezza, aveva anche detto di non voler arrivare a una situazione di degrado come quella di Via Piave a Mestre. Vorrei ricordare alla sindaca che Via Piave ha avuto, e lo dicono i fatti, lo dicono anche i dati della questura, ha avuto una situazione che ha visto il suo degrado aumentare in modo esponenziale negli ultimi anni. A Venezia è 10 anni che governa la destra, probabilmente gli strumenti di prevenzione che hanno sostituito con passeggiate salvifiche del sindaco che sapevano più da passerella non hanno funzionato, tant'è oggi che un'amministrazione di destra come Rovigo prende come esempio negativo un'altra amministrazione di destra come quella di Venezia. Non si è fatta attendere la controrisposta di Cittadin. La mia non è stata una strumentalizzazione, la mia è stata una fotografia di quello che è avvenuto in questi anni. Capisco che le posizioni siano molto lontane, ma d'altronde abbiamo un approccio diverso rispetto a tutta la tematica dell'inclusione. Per quanto riguarda la sinistra, mi pare di capire che l'accoglienza sia accoglienza tout court, senza dare poi la possibilità veramente a questi ragazzi che vengono nel nostro paese di avere un momento di crescita e di sviluppo. Quando questi ragazzi sono sparsi nelle città, non solo a Rovigo, a non fare nulla e a vivere di espedienti, è logico e non ci voleva un genio per capire che questo sarebbe stato il risultato. Quindi rimando assolutamente al mittente tutto quello che è stato, tutte le accuse che mi sono state fatte. Così la sindaca di Rovigo, Valeria Cittadin, abbiamo parlato anche di questo ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del gruppo Misto. Io a parlare ancora di elezioni, ormai è la quinta, sesta, decima puntata, siamo da 2 o 3 mesi che si parla solo di quello. Penso che, sono d'accordo una volta con Atalmi, che dovremmo cominciare a sviscerare un po' i contenuti, compreso questo di cui appena... Questo era l'intervento di Valdegamberi su un altro argomento. Allora andiamo avanti con la nostra regia. I borseggiatori violenti a Venezia. C'è stata un'aggressione veramente sconcertante da parte di una banda di borseggiatori che ha preso di mira una famiglia brasiliana. Sentiamo. Ecco cerchiati in rosso alcuni dei borseggiatori violenti che stanno seminando il panico a Venezia. I 2 con in testa il Panama e poi il terzo con cappellino chiaro da baseball e il quarto con occhiali da sole sulla fronte. Dei personaggi adulti, insomma, che ormai si camuffano proprio come dei turisti. Alcuni dei 20 che nella sola mattinata odierna si sono spartiti il terreno di caccia per depredare ignari turisti e veneziani, aprendo loro zainetti, borse e marsupi tra l'Accademia, Carezzonico, Santo Stefano e Calle Larga San Marco, a pochi passi da dove 24 ore fa
fa. Tra i passanti e l'indifferenza di troppi si è consumata l'ennesima brutale aggressione subita da una famiglia di turisti brasiliani in campo San Zulian, nel cuore della città, a mezzogiorno. La famiglia di turisti brasiliani, madre e padre con la bimba di appena 10 anni, aggredita da una banda di borseggiatori che, pur di derubarla, ha usato uno spray urticante ad altissima potenza, lasciando loro vistose chiazze arancioni in ogni parte del volto e del corpo, al pari della gente in transito e di alcune commesse colpite, diciamo così, dalla scia urticante rimasta sospesa nell'aria. Ieri mattina ero di sopra a lavorare, ho sentito che era successo qualcosa, però non ho capito bene esattamente cosa, e ho visto che molta gente tossiva e probabilmente c'era stato un uso di uno spray o di qualcosa. Ma non basta. Il padre, che ha tentato di difendere i suoi cari, è stato anche scaraventato con violenza contro la vetrata di un negozio da uno dei ladri, con una brutalità tale che segna un preoccupante salto di qualità nell'allarme sicurezza. È successo proprio davanti alla chiesa. Qui in campo San Zulian pochissimi negozianti che parlano di fronte alle telecamere. Ma com'è questa zona di solito? Cioè, i borseggi ci sono? Li conoscono tutti i borseggiatori. Sì, è ricca di borseggiatori. I turisti sono sotto, ma anche i veneziani. Bisogna tenere sempre la borsa davanti, poi arrivano anche gli zingari, arrivano gli zoppi alla mattina, c'è quella col bastone, tic tic, c'è quella con la gamba ingessata, non è bello, ci dovrebbe essere un pochettino più di sorveglianza. Se ogni tanto a due passassero un po' più spesso. A mio avviso bisognerebbe avviare delle indagini, dovrebbe essere una procura che lavori, perché così i vigili non ce la fanno, le forze dell'ordine da sole non possono fare niente, ormai il problema è diventato veramente sistematico. Il servizio di Anna Maria Parisi, e a Vicenza è stato denunciato e mandato nel centro di rimpatri di Gradisca di Sonzo un pusher. Controllato dagli agenti della squadra mobile mentre usciva dalla propria abitazione in provincia di Vicenza, un cittadino nigeriano che era stato notato nel centro cittadino di Vicenza, nella zona rossa, come probabile pusher. Durante il controllo è stato trovato con 15 involucri di marijuana essiccata che nascondeva all'interno dei calzini. La successiva perquisizione a casa dell'uomo ha permesso di trovare la somma di 290 euro, considerata provento di attività illecita di spaccio. È stato quindi denunciato e accompagnato presso il CPR di Gradisca di Sonzo. Nori a Valdagno sono iniziati i lavori preparatori sulle sponde che porteranno alla rimozione del ponte, dove il 17 aprile purtroppo c'era stata la tragedia causata dal maltempo, in cui avevamo purtroppo dovuto riferirvi della morte di 2 vittime, padre e figlio. Per noi sul posto Luisa Bertini e Andrea Benetti, insieme all'assessore ai lavori pubblici di Valdagno Luca Basso. Siamo a Valdagno, in prossimità del Ponte dei Nori, ponte che ricordiamo per la tragedia dettata dal maltempo del 17 aprile, in cui a causa del parziale crollo persero la vita padre e figlio. Ponte sotto sequestro, ma c'è stato il nulla osta per i lavori di messa in sicurezza, di cui ci parla l'assessore ai lavori pubblici di Valdagno Luca Basso. Ecco, sono partiti i lavori, in che cosa consisteranno? Allora, i lavori consistono essenzialmente nella rimozione dei detriti del ponte e di quella porzione del ponte che è caduta e adesso giace sull'alveo in parte sospesa. Quindi c'è una necessità assoluta di provvedere a rimuovere questi detriti, perché in caso di dovesse accadere un'ulteriore piena, questo provocherebbe certamente una situazione di pericolo per la parte a valle del fiume. E poi c'è una serie di lavori che insiste su questo ponte. Sì, noi dobbiamo coordinare 3 problematiche. Questa di cui abbiamo parlato, della rimozione dei detriti, il rispetto delle esigenze delle indagini della magistratura, per cui su questo manufatto che è caduto adesso c'è un'inchiesta in corso e quindi dovremmo seguire quelle che sono poi le indicazioni della magistratura per preservare il quadro probatorio.
e in più abbiamo un'esigenza enorme, grandissima, molto sentita dai cittadini, che è quella di riaprire la viabilità verso via Fermi e la bretella, per intenderci, che dal Ponte dei Nori, qui dove siamo adesso, porta all'ingresso del traforo di Schio e bypassa Valdagno, perché la parte, diciamo, la via centrale di Valdagno, che era la vecchia statale, ormai con i lavori che sono stati fatti col PNRR dopo il Covid è diventata sostanzialmente una strada cittadina e non riesce più a sostenere quel traffico che c'è attualmente a Valdagno. Quindi prevediamo che in 3-4 settimane riusciamo a sistemare la questione dei detriti e poi immediatamente dopo, il giorno dopo, partiamo con il cantiere per l'apertura della bretella. Sono due cantieri che non sono sovrapponibili per ovvie ragioni logistiche di sicurezza, e quindi dobbiamo dare priorità alla rimozione dei detriti del ponte e quindi partiremo subito dopo, ma abbiamo già il progetto pronto, fatto, e l'affidamento anche all'impresa che provvederà. Il tutto speriamo, anzi io spero prima, confidiamo comunque di avere l'apertura della strada prima dell'apertura delle scuole, perché quello è un momento delicato e sarà il nostro diciamo target finale. Ecco. Grazie molte a Luisa Bertini e a Simone Squarcina. E adesso vediamo i titoli dell'Arena di Verona proprio sulla sicurezza, il grido d'allarme di 30 sindaci ieri in prefettura a Venezia: vogliamo l'esercito nei nostri paesi. E poi i ragazzi alla guida tesi e distratti e meno interessati alla patente. Alcuni tra l'altro vengono ritrovati senza la patente. A Srebrenica, luogo di una strage spaventosa, su Tavola Mundi l'orrore nel cuore dell'Europa ai tempi della guerra tra serbi e croati. E poi altre due notizie. Alessandro, la tragedia dopo la festa, aveva appena assistito alla laurea della figlia, siamo attoniti. Ancora incidenti sulla Gardesana, si scontrano un'auto e una moto, 3 turisti in ospedale. È stato presentato a Palazzo Santo Stefano, sede della provincia di Padova, il libro della sindaca di Villa del Conte, Ad una donna leccate l'anima. Questo è un titolo così apparentemente osé, è un titolo provocatorio a cui sono seguite delle polemiche. Vediamo. In un mondo che ci vuole solo forti, questo libro è un invito ad essere umani. Riassume così il suo primo lavoro da scrittrice Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte, che ha presentato il suo libro Ad una donna leccate l'anima. Un titolo provocatorio che ha suscitato alcune polemiche che l'autrice spiega così. Il titolo è nato molti anni fa perché, soprattutto quando istituì l'assessorato alla solitudine, compresi da subito che qualsiasi lavoro si svolge, qualsiasi mansione si occupa, bisogna veramente aver cura delle persone, e quindi ha due letture: spirituale, che è quello del leccare le anime, come tra l'altro ne parla anche il Vangelo di San Luca, quando c'è il ricco epulone che mangia nella tavola, il povero Lazzaro viene accudito attraverso appunto leccare le ferite solamente dagli unici animali presenti, quindi una lettura puramente spirituale. Ma poi c'è invece una lettura molto più mistica, che è quella del modo che io ho di lavorare e di essere nel mio mondo, ossia quella di curare le anime prima che tutto il resto. Questa è la risposta di Antonella Argenti a chi si è scandalizzato per la scelta del titolo. Il libro, edito Mediagraph, è una storia autobiografica che la sindaca aveva iniziato a scrivere quando era ragazza e che ha ripreso in mano nel 2020 durante la pandemia. Questa storia che non è altro che una narrazione di quella che sono i valori che profondamente una donna in particolare, ma qualsiasi genere, secondo il mio punto di vista naturalmente, deve sempre conservare nella propria vita, in tutte le fasi della propria vita. Parla di maternità, parla di impegno politico, parla delle donne, parla del corpo delle donne, e quindi ho voluto davvero non
continuare a considerare la politica e l'impegno solo strategia, ma il lato audacemente umano di questo mio impegno. È un libro dedicato alle donne importanti della sua vita, la madre e le 2 figlie, una storia che affronta i temi della verità, delle emozioni, della bellezza interiore che deve prevalere sull'aspetto fisico, che purtroppo resta ancora un parametro di giudizio, spiega Argenti, ammettendo di essere stata lei stessa giudicata in passato per questo motivo. È per le donne, ma rivolto essenzialmente all'altra metà del cielo, come dico io, perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte a fatti di cronaca che ancora raccontano una considerazione della donna che purtroppo è più spesso fisica che invece rispetto a tutti gli altri aspetti e i valori che le donne e la potenza della femminilità dell'universo femminile conserva, quindi davvero è per tutti. La provincia di Padova ha patrocinato la pubblicazione del libro. Non bisogna dimenticarsi che i sindaci sono anche uomini e donne, sono umani, hanno i loro sentimenti, le loro fragilità, le loro paure ed è molto bello che un sindaco abbia deciso di raccontarli. Allora andiamo in pubblicità pochi minuti e poi andremo anche tra l'altro a collegarci con l'assessore regionale alla cultura, allo sport e con tante altre deleghe, Cristiano Corazzari. State con noi. Partiamo dalla cronaca, erano andate a fare il bagno nonostante la bandiera rossa, una forte corrente, le onde erano molto alte e solo grazie al tempestivo intervento dei 2 bagnini di salvataggio sono state portate in salvo delle bambine. Sentiamo. 10 minuti di vero terrore, si può sintetizzare così quanto successo lunedì pomeriggio al Lido di Venezia, per fortuna senza gravi conseguenze. 2 ragazzine non hanno resistito alla tentazione di un bagno refrigerante in mare, nonostante lunedì pomeriggio fosse esposta chiaramente la bandiera rossa, segnale di condizioni meteo marine particolarmente disagevoli e quindi di pericolo. Le 2 ragazzine, rispettivamente di 12 e 13 anni, sono state in un attimo risucchiate al largo da un forte vento di risacca ed erano in difficoltà, non riuscivano a risalire più la corrente tra le onde e il mare in burrasca. È successo allo stabilimento balneare del condominio Euroterra al Lido di Venezia. Solo il tempestivo intervento di Giacomo Capitaneo, gestore dello stesso stabilimento e in possesso anche del brevetto di salvamento e del bagnino in servizio in quel momento, Alessandro Fauretti, è riuscito a mettere le 2 minorenni in salvo. Il racconto di uno dei 2 soccorritori. Giornata relativamente instabile, quindi verso pomeriggio si sono create condizioni abbastanza mosse a carattere meteo marino e le ragazze erano in una zona sicura centrocampata, solamente che è bastato un rinforzo della corrente per portarle in brevissimo tempo in una zona pericolosa fuori dalla zona del limite inesperti, al che mi sono mobilitato immediatamente, ho preso la dotazione al Baywatch, sono andato immediatamente a raccoglierle non appena le ho viste in difficoltà e il mio collega Giacomo è corso subito per darmi una mano, per incrociarci nel punto della campata dove si trovano le ragazze in difficoltà. I 2 in servizio si sono immediatamente lanciati in acqua senza pensarci un secondo da 2 posizioni diverse. Con fatica e non senza difficoltà sono riusciti a raggiungere le 2 ragazze e a metterle in salvo. Un gesto eroico che probabilmente ha salvato la vita. Di questo è stata informata anche la Guardia Costiera di Venezia. Portate subito nella zona centrale dove ci si toccava e non c'era quella corrente di ritorno che portava le ragazze al largo e verso la diga, e tutto si è svolto nel migliore dei modi comunque. Le ragazze erano spaventate ma stavano bene e si è risolto tutto in una decina di minuti. Allora questo, i 2 bagnini eroi, per fortuna che c'è stato questo lieto epilogo. Adesso andiamo da Christian Arboit, sempre in diretta, andiamo a Susegana perché ci sono stati furti a raffica anche a Susegana e in tantissimi altri paesi del Veneto ed è comparso questo striscione contro i ladri a 3. A te Christian.
Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Te lo leggo testualmente. Si avvisano i signori ladri stampatello maiuscolo, che nel quartiere non c'è più nulla da rubare. Lo avete passato in lungo e in largo. Si avvisa anche che ci stiamo attrezzando. A buon intenditor, poche parole, sempre in stampatello maiuscolo. Vicino una pistola fumante e il leone di San Marco. Qui con me l'autore di questo striscione shock, possiamo definirlo così, Michele Perencina, che è anche consigliere comunale qui a Susegana, ma che parla a titolo personale perché esasperato. Sì, io esasperato perché 2 volte, ma mi immagino anche i cittadini che risiedono qua, perché in questa area sono entrati in 4-5 case e non ultima è stata quella che hanno forzato una finestra con una mazza e poi hanno spaccato un muro per aprire una cassetta di sicurezza dove questa ragazza signora si era sentata di poco più di mezz'ora, e tra l'altro mi aveva visto qua perché il messaggio io l'ho ricevuto una domenica di praticamente 10 giorni fa, e che il controllo del vicinato diceva attenzione furti in via Rossini. Mi sono vestito perché già erano stati, ancora ho detto vengo qua e vedo la polizia su quell'abitazione lassù che hanno tentato, sono entrati, però sono stati disturbati. La signora che ha sentito rumore, ma la signora ha detto io avevo le 2 bambine, le figlie dei miei figli, che dormivano nella stanza accanto, quindi ho preso paura, anche per quello si erano chiusi dentro e sono calati giù alla finestra. Da qui hanno fatto solo 4 abitazioni, sono passati a Taverone, che sono andati a 1 chilometro, a 100 metri, 150, e sono entrati, e la polizia è stata allertata dal vicino perché sentiva colpi nel muro e stavano sfondando per aprire questa cassetta di sicurezza. Tra l'altro io sono andato a trovarla questa ragazza perché è stata solidale con me la prima volta, quando questa signora, allertata dal cane, aveva visto 2 persone entrare, c'è l'illuminazione pubblica e non è successo niente. Però questa volta sono andati dentro, nella casa non c'è niente, c'è solo qualcosa, mio figlio viene qualche volta, dorme, e in frigo, colazione non abbiamo niente perché deve essere ristrutturata. Quindi però questa signora mi ha detto io non vivo più tranquilla, perché le mie figlie hanno paura e dormono con me, non sono bambini da 3-4 anni, sono anche più grandi, quindi la gente qui è molto allertata, perché 4-5 abitazioni qua attorno sono tante. Sì, insomma, nessuna abitazione qui intorno è stata risparmiata tra colpi tentati e colpi messi a segno. Tra l'altro, lo ricordo, direttore, ai nostri telespettatori, la scorsa settimana proprio qui a Susegana la stessa ex sindaca, attualmente assessore, Vincenza Scarpa, ha subito un furto nella propria abitazione mentre lei stava partecipando in piena mattinata a una conferenza stampa. Però ha subito lo scasso della porta finestra, ha messo a soqquadro, ha detto non hanno portato via niente, perché non abbiamo niente da portare via. Poi è stata allertata dall'allarme, quindi è andata a casa, questi sono scappati, però erano le 11 di mattina. Perché capitano in ogni momento, a ogni ora del giorno e della notte. Esatto, questi non hanno paura di niente, e poi tra l'altro da qua sono anche molto atletici, perché l'ho visto uscire là di una velocità che io di corsa quella sera ho suonato la macchina per allertare, ho visto la polizia e gli ho detto guardate, è scappato dietro. Quindi lei una volta ha anche visto il ladro in azione, i ladri o il ladro? Il ladro che passava, quello a mezzanotte non era certo uno che andava a passeggio, anche perché correva tanto forte. Era travisato? No, era normale, non aveva nessuna travisazione, un colore chiaro, quindi non era gente, diciamo, non possiamo dire del posto, non del posto, però di chiaro, ecco. Assolutamente. E quindi Perencina, diciamo che voi qui siete senza pace e quindi con questo cartello lei vuole lanciare un messaggio. Ma senta, quando dice si avvisa anche che ci stiamo attrezzando, a buon intenditor poche parole, e mette appunto una pistola fumante. Quindi insomma la pistola fumante è da sempre un segnale che è forte per chi è malintenzionato. Io, guardi, non ho armi, non le ho, mio padre ha mai avuto, ha fatto la seconda guerra mondiale, ha mai avuto armi, finita la guerra nella casa nostra mai esistite, però io non posso parlare per gli altri, perché ci sarà chi magari dice adesso basta, ci stiamo attrezzando, oppure adesso basta, non va bene così. L'esasperazione è tanta che qualcuno potrebbe anche armarsi. Esatto, è questo. Poi il leone San Marco ho voluto metterlo perché il
leone parla di pace e noi siamo per la pace, non siamo per fare nessuna guerra a nessuno, però dice anche il leone ha il simbolo della forza e della sicurezza, ci dà a noi, quindi diciamo questo, state attenti perché adesso la gente sta più attenta ancora di prima. Che cosa le stanno dicendo di questo striscione? Che umore? Io ho parlato con 2 o 3 persone, mi hanno detto che ho fatto bene, ho trovato solidarietà da almeno 2 o 3 persone che si sono offerte anche per darmi una mano a pagare lo striscione. Ho detto lasciate stare, c'è stata una signora molto gentile, guarda io condivido, voglio darti dei soldi, no, non serve niente perché non è che sono valori enormi, anche perché chi me l'ha fatto ha capito e me l'ha fatto a un buon prezzo, quindi è questo. Però lo striscione l'ho voluto perché ha detto basta questo, basta ragazzi, stop nelle case, ma secondo me ci vuole anche una certezza, più che certezza la pena c'è, ma bisogna farla applicare e dare la possibilità ai nostre forze dell'ordine che possano agire, ecco, in questo modo. Grazie signor Perencina. Tra l'altro nella serata di ieri altri furti tentati e commessi si sono registrati, lo stiamo verificando proprio in questi minuti, nuovamente nella zona dell'Alta Marca di Tarzo. Ti rilascio con questo cartellone che sta facendo discutere, che sta diventando per certi versi, direttore, anche virale. Da Via Rossini di Susegana è tutto con Francesco Ceron. Ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Cristian Arboit e Francesco Ceron, e questa è la conseguenza della mancanza di interventi drastici contro i predoni dell'Est, contro i ladri che stanno razziando decine di abitazioni al giorno indisturbati. Si fanno le zone rosse, intanto questi entrano nelle abitazioni, portano via tutto, procurano dei danni enormi alle famiglie, non soltanto materiali ma anche emotivi, e così non si può andare avanti, se no si arriva allo striscione con la pistola fumante, faremo da soli. Quando poi un cittadino si trova un comando di banditi in casa e reagisce, la colpa non è del cittadino, la colpa è di chi non ha fatto nulla per prevenire questi reati. Allora andiamo, a proposito di ladri di offerte, ne è stato catturato uno, aveva messo a segno 5 furti nelle chiese della zona di Preganziol. Era stato ribattezzato come il ladro delle offerte. Tra maggio e luglio aveva messo a segno ben 5 furti nelle chiese della zona di Preganziol, tanto da spingere il parroco del santuario Le Grazie ad affiggere un cartello sulla bacheca per dirgli che aveva le ore contate. E così sono stati i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto ad identificare e denunciare il 42enne di Venezia, con vari precedenti alle spalle, responsabile dei furti. L'uomo è stato fermato nella tarda mattinata del 20 luglio nei pressi proprio del santuario Santa Maria delle Grazie, dove era stato notato aggirarsi di nuovo con atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 grossi cacciaviti, una chiave inglese regolabile e di alcune monete appena sottratte dalla cassetta delle offerte. Gli attrezzi da scasso sono già stati messi sotto sequestro. Le indagini, svolte attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, l'incrocio con i dati dei controlli del territorio e il contributo di testimonianze e riconoscimenti fotografici, hanno consentito di attribuire al 42enne anche altri 4 episodi di furti che si sono verificati nei mesi di maggio e giugno, all'interno proprio della chiesa parrocchiale di Preganziol, in via Roma, dove l'uomo si era introdotto per prendere denaro dalle cassette. Le indagini ora proseguono per accertare nuovi colpi. Siamo molto contenti intanto dell'esito delle indagini che sono arrivate appunto ad individuare il responsabile di questi fatti odiosi, e quindi il plauso, davvero un ringraziamento alla collaborazione dei carabinieri di Mogliano Veneto, delle forze dell'ordine, che hanno dimostrato appunto grande professionalità e tempestività nell'arrivare a questo risultato davvero importante. Saluto e ringrazio molto l'assessore regionale alla cultura e allo sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Assessore, buongiorno. Buongiorno direttore, un saluto a tutti i tuoi telespettatori. Grazie molte, ricordavo altre volte che lei ha tra le sue deleghe c'è anche quello della sicurezza e dei flussi migratori. Le chiedo un commento su queste razzie continue, interminabili a danni di proprietari di abitazioni che spesso si trovano anche i ladri in casa.
E purtroppo è un fenomeno che sta avendo una recrudescenza veramente drammatica, molto preoccupante. Si figuri che io sono polesano e proprio qualche giorno fa abbiamo assistito addirittura ad un susseguirsi di fatti criminali che hanno portato anche all'uccisione di un ragazzo a seguito anche di scontri tra bande di stranieri. Quindi c'è una grande preoccupazione tra la cittadinanza, tanto per i furti nelle case, quanto poi per queste situazioni di degrado che portano anche ad effetti veramente gravi e drammatici. Occorre sicuramente dare una svolta in quella che è la gestione dei flussi migratori, il controllo del territorio, potenziare le nostre forze dell'ordine. Oggi si parla spesso di investire in sicurezza pensando alla difesa, ma io penso che investire in sicurezza prima di tutto significhi potenziare le nostre forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, partendo anche dalle nostre polizie municipali affinché vi sia un controllo del territorio che vada nella direzione di tutelare i cittadini onesti e coloro che vogliono vivere la propria casa e la propria città serenamente nel rispetto delle regole. Guardi, il Veneto, i veneti rappresentano un'esperienza è un esempio di accoglienza, di solidarietà, di apertura rispetto al mondo. Però occorre dare un messaggio molto chiaro partendo dal livello nazionale e arrivando fino sul territorio dicendo che chi vuole delinquere non deve trovare spazio a casa nostra, sul nostro territorio. Cultura e nello sport della Regione del Veneto. Intanto, in attesa delle Olimpiadi, abbiamo saputo che il Veneto parteciperà ai Giochi Olimpici giovanili invernali del 2028 sulle Dolomiti e in Valtellina. Sicuramente questo è un ulteriore traguardo raggiunto dalla nostra regione, che si caratterizza per essere una regione vocata allo sport, vocata ad accogliere grandi eventi sportivi, e questa manifestazione, queste Olimpiadi giovanili ci daranno la possibilità di valorizzare tutti i nostri giovani atleti, di conoscere i grandi campioni del futuro e di dare continuità all'evento olimpico di Milano Cortina 2026. Quindi grazie anche agli investimenti che faremo nell'ambito delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 potremo dare continuità e sviluppare tutte le attività sportive, l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi e mettere la nostra montagna, la nostra regione ancora di più al centro del palcoscenico mondiale. Parliamo di una platea di miliardi di persone in tutto il mondo che vedranno protagonista appunto la montagna veneta, Cortina in particolare, le nostre Dolomiti. Certo, per noi è anche una bella sfida organizzativa, ma quello che vogliamo è portare a casa, e lo abbiamo ottenuto, questo grande evento grazie all'impegno prima di tutto del Presidente Zaia, per far sì che il Veneto sia sempre di più la regione dello sport, degli sportivi e delle grandi manifestazioni sportive. Assessore, vediamo assieme il servizio della nostra redazione sulla presentazione dell'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema a Venezia, e poi ovviamente le chiedo un commento. Vediamo. Con un sentito omaggio a Goffredo Foffi, grande intellettuale e storico cinematografico scomparso pochi giorni fa, il direttore Roberto Barbera e il presidente Pietrangelo Buttafuoco hanno voluto aprire nella sede dell'ASA Castello la presentazione dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre prossimi. Grandi star internazionali, 5 film italiani molto attesi nel concorso principale, 21 film che si contenderanno il Leone d'Oro sui 91 proiettati in anteprima mondiale al Lido, 63 i paesi partecipanti. Una mostra ricchissima di titoli da tutto il mondo, grande varietà come al solito di autori affermati, grandi maestri, cineasti emergenti, nuovi talenti, tematiche rilevanti per la contemporaneità, perché stiamo assistendo a un ritorno del cinema del reale che affronta i grandi temi con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente, quindi c'è la guerra, c'è la paura dell'atomica, ci sono i mostri, i dittatori, c'è un po' di tutto insomma. Tra i grandi registi italiani ci sono Paolo Sorrentino nel film d'apertura, i ritorni in concorso di Gianfranco Rosi, Franco Maresco, Leonardo Di Costanzo, Pietro Marcello con il film su Eleonora Duse girato in parte anche a Venezia. Tra le grandi star in arrivo in Laguna,
Sarà una storica prima volta alla mostra per Julia Roberts e il ritorno di un quasi veneziano d'adozione come George Clooney. 6 le registe donne presenti nel concorso principale. Il cinema italiano, sapete, sta attraversando un periodo di trasformazione. Si è passati da una produzione di 100 film all'anno a quasi 300. È scontato che la metà di questi film non trovino un'uscita né nel circuito tradizionale delle sale, ma neppure sulle piattaforme. È una cosa su cui vale la pena di riflettere. Si parte il 26 agosto con la preapertura e un omaggio dedicato alla fragilità di Venezia, sullo sfondo le critiche incombenti per un lido ancora troppo caro. Io mi aspetto una mostra che possa ancora una volta confermare il lavoro della Biennale di Venezia, cioè quello di essere garante di una conquistata e guadagnata capacità di essere arte. Assessore, grande soddisfazione qui in Veneto perché 4 film girati in Veneto sono stati sostenuti dalla Regione, dalla Veneto Film Commission. Ho visto anche un messaggio del Presidente Zaia, sono risultati che sono frutto di un lavoro che è iniziato tantissimi anni fa. Beh, innanzitutto, caro direttore, approfitto per farti anche i complimenti in diretta TV, perché come qualcuno magari non lo sa, ma tu sei presidente della nostra Veneto Film Commission e avete fatto un lavoro straordinario, un lavoro che, come dicevi, viene da lontano, che comincia a portare dei frutti significativi al sistema del cinema, del mondo dell'audiovisivo veneto, che ci dà anche la soddisfazione quest'anno di essere in gara con ben 4 titoli, oltre anche altre produzioni che sono fuori gara di grande rilievo, che sono state girate in Veneto. Il Veneto è un scenario, è un set ideale grazie alla bellezza del nostro territorio, delle nostre città, e il ruolo della Film Commission è stato straordinariamente importante al supporto delle produzioni che vogliono venire a realizzare il loro lavoro qui, portando ricchezza, portando occupazione, portando sicuramente anche la capacità di promuovere il territorio, di farlo conoscere nel mondo, e tutto questo facendo del Veneto un territorio, una regione attrattiva per le produzioni sia della parte dei film che delle fiction. Quindi per noi investire nel mondo della Film Commission, del cinema, di tutto l'audiovisivo, significa dare spazio ad un'impresa che produce reddito, produce occupazione e crea promozione territoriale. Quindi siamo veramente orgogliosi del lavoro che è stato fatto. Auspichiamo anche che la soddisfazione sia anche nell'esito della gara della nostra mostra del cinema, che ci vedrà al centro del mondo come tutti gli anni, protagonista Venezia, ma protagonista il Veneto nel mondo del cinema, con grandi nomi, grandi attori. Accoglieremo a braccia aperte Julia Roberts e tutti gli altri grandi artisti che verranno a Venezia. Del resto Venezia è fortemente attrattiva per tutti ed è una vetrina, un palcoscenico unico, inimitabile, meraviglioso. Aggiungiamo poi che abbiamo destinato anche molti fondi al settore del cinema. Nel corso dell'ultima programmazione circa 20 milioni di euro per sostenere e attrarre produzioni nella nostra regione. E questo devo dire anche per chiarire alcune polemiche che ci sono state a livello nazionale, fondi che vengono dati a produzioni che poi effettivamente realizzano i loro film, li distribuiscono, fanno sì che la spesa venga fatta sul territorio veneto, danno preferenza a chi usa maestranze venete, professionisti veneti e anche artisti veneti. Quindi questi fondi noi li eroghiamo sulla base di criteri molto rigidi affinché non succedano delle situazioni come quelle che vediamo a livello nazionale in passato, che venivano dati soldi a pioggia a sostegno di film che poi dopo manco uscivano nelle sale. Quindi per noi questo è il frutto di un lavoro che viene da lontano, un lavoro che ci ha visti fortemente impegnati con in testa il Presidente Zaia nel fare della Regione Veneto un set ideale, una regione accogliente in cui chi vuole fare film o fiction trovi tutte le condizioni migliori. Assessore, grazie molte, complimenti a lei e buon lavoro, a presto, arrivederci, grazie tante. Grazie direttore, un saluto a tutti voi. Grazie. Noi adesso andiamo un minuto in pubblicità e poi state con noi perché abbiamo ancora molto da dire.
Era gremita la chiesa di San Francesco a Bassano del Grappa per l'ultimo saluto all'avvocato Sergio Campana. L'albero solido sulle rive del fiume e la casa costruita sulla roccia. È su queste immagini bibliche che il parroco Don Andrea ha incentrato la sua omelia, ricordando di Sergio Campana una qualità su tutte. La larghezza di vedute, vedere oltre, guardare lontano, ampliare a dismisura il gioco di squadra. Allargare il cuore e la mente perché diventino casa. Campana ha dedicato la sua attività professionale a tutelare certo i calciatori del massimo campionato, ma soprattutto quelli con meno possibilità, dalla Serie B ai dilettanti. A succedergli, alla guida dell'Associazione Italiana Calciatori, è stato l'ex campione veronese Damiano Tommasi. È stato un passaggio storico per l'associazione, ma diciamo che la sua presenza costante da presidente onorario, da comunque presenza fissa anche a Vicenza, è stata per noi anche la garanzia di un traghettamento che poi ci ha aiutato molto a portare avanti la sua e la loro storia, visto che è nata come una squadra e è stata sempre portata avanti con questo spirito. A dargli l'ultimo saluto la moglie e i parenti assieme alle autorità civili di Bassano, sindaco in testa, e molti volti noti del calcio nazionale. A fargli da corona c'erano gli stendardi di Federazione Gioco Calcio, Lega Calcio Serie A, Panathlon Bassano, Lanerossi Vicenza e Bologna Football Club. Una persona straordinaria, io lo ricordo con grandissimo affetto, l'ho conosciuto ancora all'inizio degli anni 90, io giocavo a calcio, lui era molto attirato da questa mia doppia veste di avvocato e calciatore, un po' quello che era la nascita, mi ha immediatamente accalappiato ed è stata una svolta della mia vita, devo dire la verità, mi ha insegnato tantissime cose. Le offerte raccolte in occasione della cerimonia funebre sono state devolute alla Fondazione Città della Speranza. Servizio di Mirko Cavallin. Ieri il compleanno di Bassano del Grappa, ha compiuto gli anni il 22 luglio, abbiamo chiesto di fare un augurio alla città, all'ex sindaco Lucio Gambaretto. 22 luglio 2025, tanti auguri Bassano, la città ai piedi del Grappa, la città degli Alpini compie 1027 anni, un traguardo importante per una realtà in continua crescita, riconosciuta tra l'altro lo scorso giugno città veneta della cultura. A rendere omaggio all'illustre compleanno è un ex sindaco, penna nera, che ha vissuto un momento speciale per la città quando il 22 luglio 1998 celebrò in grande stile i primi 1000 anni di vita del comune sorto dalla pieve di Santa Maria in Colle, ed è ancora tanto l'entusiasmo dell'ex primo cittadino di Bassano che contestualmente non fa mancare una critica alla società attuale. Un po' di nostalgia per quei tempi, dire la verità. È cambiato un po' tutto. La città in questi 27 anni quanto è cambiata e come è cambiata secondo lei? Ma diciamo che era più un ambiente familiare, un ambiente in cui i valori umani, lo spirito di solidarietà verso il prossimo era un po' più forte. Oggi prevale il valore del denaro. Questa è la cosa che mi pare sia cambiata. Se voi prendete, ogni singolo cittadino ama Bassano, è orgoglioso di abitare nella nostra città, però in fondo rimpiange quello che era lo spirito dei bassanesi di allora. Senta, lei cosa augura alla sua Bassano del Grappa? Io mi auguro che possa continuare ad essere per tutta la comunità veneta o la comunità varia, essere un esempio di città vivibile, una città in cui la gente è ancora legata ai valori di una volta, i valori quelli che noi per niente è chiamata capitale degli Alpini, perché sono quei valori che noi trasmettiamo anche al prossimo e che vorremmo che fossero sempre portati avanti. Uno sprone a essere sempre migliore e allora a Bassano del Grappa lunga vita.
Intervista di Vanessa Banzato, ecco gli ospiti di Focus questa sera, la puntata alle 21:15 come sempre: Riccardo Barbisan, Fabrizio Boron, Marco Della Pietra, Alberto Ferri, Giacomo Nilandi, Flavio Tosi e Matteo Zuccol. Non perdetevi questo appuntamento. Grazie ai nostri registi Italo Morao e Edoardo Paris. Ci vediamo stasera, grazie, buona giornata.